Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Intanto tantissimi auguri a tutti voi amici che seguite questo canale ed eccoci a una novità di quest'anno. Infatti ogni giorno vedremo l'oroscopo lunare ogni mattina, chiaramente, per anticipare un po' le energie, gli influssi astrali che riceviamo e sfruttarli al meglio, perché conoscendo cosa ci si può aspettare dalla giornata e dalle forze in gioco, sicuramente sappiamo quando dobbiamo insomma controllarci o gestire al meglio determinate risorse oppure come sfruttare le occasioni e le opportunità che questi influssi ci offrono e ci mettono a disposizione. Dunque, eccoci con il nuovo anno e con queste previsioni di astrologia antica basate sulle tavole di Rutilio Benincasa e eccoci appunto al nuovo anno. Auguri a tutti e vediamo un pochettino come inizia questo 2020. Oggi, primo gennaio, è mercoledì. Riceviamo dunque gli influssi di Mercurio che renderà questa giornata molto movimentata e molto vivace, piena di scambi. Se già dunque non fosse stato un giorno di festa, comunque avremmo potuto percepire una certa motilità, movimento e energie abbastanza veloci e di aria tipiche appunto di queste giornate dall'impronta mercuriana. Abbiamo la collaborazione della costellazione Bilancia e l'opposizione della costellazione Acquario, dunque ci troviamo di fronte a un triplice influsso d'aria. Bilancia come prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata ci indica anche che l'attenzione è posta sull'armonia, sul bello, sui rapporti interpersonali, sulle cose artistiche e dunque ci impone sicuramente una giornata all'insegna dei rapporti pacifici, della necessità insomma di andare d'accordo con tutti, di essere sereni, di andare incontro anche e soprattutto mettendo il prossimo davanti magari alle proprie necessità. È sicuramente una giornata che ci permetterà di vivere armoniosamente con i nostri cari. Attenzione però abbiamo questo Acquario in opposizione che tra l'altro nell'arco della giornata è attraversata questa costellazione ben 2 volte dalla Luna, il che ci indica come anche nonostante in certi momenti saremo in compagnia delle persone care, potremo sentire un certo senso di solitudine oppure decidere noi spontaneamente di stare un pochettino in disparte. Questo non ci impedirà comunque di godere al meglio i momenti in cui saremo in compagnia con i nostri cari. Un altro aspetto da attenzionare è la presenza comunque di Bilancia, come ho detto è presente come capostella, dunque come prima costellazione della giornata, ma si ripresenta 2 volte, dunque attenzione perché ciò significa che il nostro partecipare alle relazioni o agli scambi interpersonali potrebbe avere una qualche difficoltà oppure potremmo essere particolarmente indecisi, un po' insicuri sulle azioni giuste da intraprendere e non sempre avremo la sensazione di essere capiti dal partner. È possibile che ci siano dei momenti di gelosia o in momenti di insicurezza in cui appunto vorremmo essere sicuri di essere capiti un po' di più. Potrebbe anche indicare qualche forma di preoccupazione nei confronti della figura paterna o comunque dell'ambito familiare in sé. Vediamo comunque anche la doppia presenza di gemelli indica anche la possibilità appunto di
di avere preoccupazioni o comunque di interessarsi maggiormente nei confronti dei propri fratelli, sorelle, cugini. È comunque una giornata che ci metterà sicuramente in contatto anche con queste figure importanti per la nostra vita, per il nostro quotidiano. Attenzione però perché l'eccesso di aria di questa giornata indica che soprattutto se già abbiamo forti elementi di aria nel nostro bilancio astrale, è possibile che potremo risentire di una stanchezza mentale e di un dispendio psichico molto alto, di energie psichiche un dispendio molto alto. Dunque facciamo attenzione appunto e dosiamo le forze, non ci lasciamo andare in eccessi proprio perché a risentirne poi è il sistema nervoso. Eh, Penso di avervi detto tutto su per giù per quanto riguarda la giornata di oggi e un'altra sorpresa di questo canale è i nati del giorno. Dunque ora, se avrete pazienza di ascoltarmi nel prossimo video, parlerò del carattere e delle situazioni destiniche, diciamo così, che i nati del primo gennaio possono attendersi nella loro vita. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano. Vi aspettiamo tutti i giorni sui nostri canali e nei gruppi Facebook dove lo scambio appunto è quotidiano. A presto e alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Ildegarda. A domani.